Sì, grazie Presidente, ma la IRI nasce anche qui da varie segnalazioni che comunque continuano ad arrivare sia tramite la stampa che tramite insomma, direttamente a noi, sempre relativa a un tema che anche questo è stato trattato anche ieri, no? In conferenza, appunto per il sovraffollamento, fra virgolette, insomma, dei mezzi pubblici durante appunto le ore di punta, quindi di uscita, soprattutto di uscita da scuola degli studenti. Anche ieri c'era un articolo sul Messaggero che lamentava più che altro la non, cioè il metro non rispettato e il fatto che purtroppo, ma avviene anche qui molto spesso, una volta saliti si abbassano la mascherina e quindi oltre a non mantenere le distanze di sicurezza non tengono nemmeno i dispositivi di protezione adeguatamente. Sappiamo che erano comunque stati stanziati 300 milioni, 150 milioni di euro subito e gli altri 150 ieri appunto sono stati, era stata raggiunta l'intesa e quindi diciamo volevamo capire dall'assessore che cosa si può fare ancora, voglio dire, per migliorare la situazione. Ho visto anche la sua nota di oggi proprio sul tema dove lei dice che non è mai stato superato l'80% perché appunto un po' visivamente questo fatto che un po' stiano seduti, un po' stiano in piedi tradisce, però di fatto appunto le segnalazioni continuano a dirci che probabilmente non è superato il tetto, ma non si riescono a garantire le misure poi di distanziamento e di protezione individuale, quindi aspetto la sua risposta, grazie. Grazie, consigliere D'Azzò. Prego, Assessore Pizzimenti. Sì, questo è quello che dicevo un attimo fa, è un argomento molto sentito dall'utenza in generale, che poi si collega anche all'interrogazione del consigliere Cosolini, che aveva chiesto praticamente la stessa cosa, cioè capire cosa sta succedendo sull'affollamento negli autobus, eccetera. No, io faccio prima la premessa e poi leggo. Siamo partiti in una situazione decisamente difficile perché abbiamo concordato, dico abbiamo come regioni in generale, concordato con il Ministero Salute e Trasporti 10 giorni prima dell'inizio della scuola l'80%, prima era il 50%. Con l'80% già dico in premessa che teniamo e riusciamo a dare un servizio a tutti quelli che sono gli utenti sia urbani che extraurbani, al di sotto del quale si rischia ovviamente di non poterlo dare. L'80% lo dobbiamo capire su cosa è calcolato. Non è l'80% dei posti a sedere, ma l'80% della carta di circolazione, che prevede già in partenza un certo numero di persone, parlo con l'extraurbano in questo caso, in piedi, quindi anche l'80% di quelli che stanno in piedi. Quindi tra quelli che stanno in piedi e quelli che si stanno seduti sarà praticamente calcolato il totale all'80%. Quindi dal punto di vista visivo e anche dell'effetto, è vero, sembra di no, ma è così, se parliamo dell'extraurbano ma anche dell'urbano, l'80% dell'urbano sembra che sia strapieno perché molto spesso viene confusa la distanza di sicurezza con l'80% che è previsto, cioè l'1 metro non si sta con l'80%, se dovessimo fare 1 metro di distanza per ognuno degli utenti che è sopra il mezzo non si arriva all'80%, perché il metro quadrato dell'80% prevede, non so se 3 o 4, adesso vado a memoria, persone che possono rimanere. Quindi se noi dovessimo vedere come si pensa nell'immaginario collettivo che dobbiamo stare a 1 metro di distanza e riempire l'80%, non esiste. Quindi tutto questo è da sfatare. Adesso l'ordinanza è così, l'80%, ma non è un'ordinanza che abbiamo inventato noi, è un'ordinanza che va pari passo a quello che prevede il Ministero e quindi quello va. Ieri che abbiamo fatto la videoconferenza con il Ministro De Micheli,
erano presenti praticamente tutte le regioni, in tutte le regioni tutti hanno delineato una situazione che non va mai oltre il 60-62% del riempimento. Quindi è una situazione diffusa a livello del territorio nazionale. Chiaro che 60 può essere tanto o poco, poi magari no, non possiamo dirlo noi, lo dice la legge, il DPCM, quindi lo facciamo quello. Questo vuol dire che il sistema è, tolto la parte diciamo, del Covid a distanza, è sotto controllo dal punto di vista del trasporto. E su questo noi ragioniamo. Allora, su questo, dove è venuto fuori chiaro e molto forte ieri la preoccupazione a livello poi sanitario, diciamo così, non è tanto sul momento del trasporto, cioè quando sono in corriere, in auto, tant'è che a oggi io non so, oppure se mi è sfuggito, non c'è mai stato un caso correlato al trasporto. Cioè non c'è mai stato, ho preso il Covid perché ero in corriera. No, però non hanno neanche detto, quindi non è o non è, però non lo sappiamo. Quindi ad oggi questo non ci risulta. Può succedere, ma ad oggi non ci risulta. Prima considerazione. La seconda considerazione, dicevo, che non è tanto il fatto di quanta gente trasporta, ma il fatto che l'assemblamento più cospicuo è prima e dopo la discesa. Cioè prima, quando c'è, io vedo Udine perché conosco meglio, il centro studio a Udine, lì è veramente un problema, no? Perché sono tutti ammassati lì, non tutti con la mascherina, soliti problemi che insomma i ragazzi sappiamo benissimo. Mentre in Corriera mi dicono che le mascherine quantomeno, e anche in auto quantomeno le portano, perché sanno che sono vicini e probabilmente per quello le mettono. Quindi siamo in una situazione di questo tipo. Una delle cause che non riusciamo, e lo dico con tutta sincerità, una delle cause che mi dicono quelli che sono lì, che potrebbe essere un momento di discussione, e purtroppo in questo caso, lo dico anche apertamente, i sindacati non sono d'accordo, è che noi insistiamo molto di aprire la terza porta, cioè la porta anteriore, specialmente nell'urbano, così sente anche il consigliere Cosolini. Perché la terza porta dà la possibilità di due effetti. Uno, di un ricambio d'aria maggiore in tempi brevi sul mezzo. Due, che i momenti di attesa e quindi di entrata e di uscita dal mezzo sono minori, quindi l'assembramento diventa più veloce, diciamo così. Purtroppo, per questioni di sicurezza verso l'autista, i sindacati dicono no, non vogliamo questo, e sono aperte due, solo due, quindi una in entrata e una in uscita, e quindi crea questi tempi di assembramenti, tempi di attesa più lunghi, eccetera, eccetera. Questa è un po' la situazione, ma di fatto io mi sono fatto dare anche così, poi magari integro, ma insomma parlo anche per il consigliere Cosolini, mi sono fatto dare il tabulato da Trieste Trasporti, quindi urbano, dove c'è maggior, diciamo, possiamo dire, non dico assembramento, ma comunque c'è maggior difficoltà a tenere sotto controllo il numero. Ho un tabulato che parte dalla data, eccetera, eccetera, e mi dice tutte le corse, man mano che vengono usate, la percentuale di riempimento, anche i numeri assoluti, poi dopo. Comunque la percentuale di riempimento dell'urbano a Trieste, il massimo che trovo è un 45,45. Vediamo se ne ho altri particolari. No, 45,45 è il più alto che abbiamo su Trieste, che è la città notoriamente in cui si usano di più gli autobus. Quindi siamo molto al di sotto di quanto che è previsto per legge. Grazie. Dal Zovo. Sì, grazie Presidente. Io sono un po' così, un po' perplessa, ecco, diciamo così, perché io capisco tutte le notizie, insomma, che ci dà l'assessore, però
ciò che ci arriva. Poi io ho ricevuto, credo, migliaia di foto dove ci sono persone con la mascherina abbassata, quindi o comunque, appunto, come diceva lei, alle fermate, intanto che si aspetta l'autobus, assembramenti e quant'altro. E, e- e- e ci sono questi fondi a disposizione, insomma, messi 150 milioni subito, quindi qualcosa io credo che la Regione, spero almeno che con questi, la quota parte che la Regione Friuli Venezia Giulia ha avuto, diciamo, da questi prima 150 milioni, credo che in qualche maniera siano stati spesi, mi auguro, no, ecco, quindi e questo mi preoccupa, nel senso che non possiamo sapere se qualcuno si è preso il Covid sui mezzi pubblici, perché sarebbe meraviglioso sapere dove uno lo ha preso, in modo anche da tutelare tutti gli altri eh, che c'erano eventualmente su quel bus. Però appunto secondo me si deve fare di più rispetto a questo tema, perché ci sono i nostri ragazzi che poi, insomma, magari nello stesso autobus ci possono essere anche delle persone anziane che rientrano al domicilio perché erano da qualche parte, e quindi secondo me si è fatto poco e si deve fare di più. Che i sindacati non vogliono la terza porta aperta, io posso anche capirlo, perché come tuteliamo gli operatori sanitari e quant'altro, dobbiamo tutelare anche chi presta il servizio di trasporto pubblico e quindi appunto garantisce questo servizio. Ma io non sono completamente soddisfatta, insomma, speravo che si facesse di più. Grazie. Grazie.